Allora, buongiorno ragazzi, ragazze e bentornati sul canale. Oggi vi consiglio un percorso adatto a tutti, bambini, anziani, tutti. Anche a me. Si parte da Prati di Tivo, questo qui dietro è il piazzale, parcheggiate, scendete verso destra, arrivate a questo punto e imboccate questo sentiero che va verso il bosco e che vi porterà, il percorso che seguiremo oggi, a vedere la cascata del Rio Arno. Ripeto, è un percorso facilissimo, completamente coperto, quindi adatto anche d'estate. Se ci venite d'inverno o in autunno, ovviamente il manto stradale, mi stavo per ammazzare, il manto stradale potrebbe essere ghiacciato o comunque con la neve. Abbiamo anche il cane, quindi veramente adatto a tutti. Ed è corto, dura, diciamo, il cartello segna un 40 minuti, però con una mezz'oretta si arriva. Allora entriamo nel bosco. Il percorso è, oltre a essere segnato, è completamente battuto, quindi non potete perdervi, non potete sbagliare. Ripeto, è quasi completamente dentro al bosco il percorso coperto. Quindi se venite in autunno o inverno come in questo caso, copritevi perché fa fresco. Arrivati a questo punto c'è un piccolo bivio, cioè c'è un bivio. Voi dovete andare dove il cartello indica, cioè a sinistra, di qua. Siamo a metà gennaio, la neve praticamente non c'è, non fa freddo. Vedete, una volta preso il percorso non si può proprio sbagliare perché è super battuto, è un solo percorso fino a che non si raggiunge un altro bivio che vi farò vedere più avanti, ma comunque è segnato. Siamo a metà gennaio e ci sono ancora le foglie, il tipico colore autunnale sulle piante. Allora qui inizia una piccola discesa, cioè piccola non tanto perché è tutta discesa, adesso fino alle cascate. Bisogna prestare un po' di attenzione perché non è ripidissima, però è piena di sassi e col manto nevoso si potrebbe scivolare. Allora, se caschi ci abbiamo la copertina. Me ne memorizzo. C'eravamo quasi. Una volta arrivati alla cascata, si potrebbe anche proseguire il percorso sempre. Cascata è lì sotto, adesso ci arriviamo. Comunque si può proseguire
dentro il bosco per arrivare fino a Pietra Camela. Proseguiamo sempre dritto, ripeto, non si può sbagliare. Arrivati a questo punto c'è un bivio, a sinistra, cioè dritto si va per la Valmaone, a destra scendiamo per le cascate. Siamo praticamente arrivati perché la cascata è qui dietro e si sta in silenzio, si sente anche il rumore dell'acqua. Vogliamo proseguire dritti e arrivare alla Valmaone? Vedete, da qui si può continuare e arrivare a Pietra Camela in 1 ora e mezza. Fine. Ragazzi, il percorso è terminato. Siamo ritornati al punto di partenza. Qui dietro c'è il corno piccolo. E spero che questo percorso breve, molto facile, però secondo me anche molto carino, vi sia piaciuto. Se così fosse, vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere mi piace, condividere, eccetera, eccetera. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Anche a me.